Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. Ultime, se non erro, 3 gare. No, sì, 4 gare, sorry. E chiudiamo la quarta season, 21 anni. La World Cup, da rookie. Scusate ragazzi, sono un po' rimbambito. Sono un po' stanco, raga. Tutte queste robe con sui pavimenti, assicurazioni, periti, robe varie, le dura, le dura. Ma cioè le dura. Sono rotture di balle, però vai, dai. Andiamo avanti. Più 10, più 6, race. Sono un bambino race io. Sono un bambino race. E se di cosa l'inseguimento? Dai che me lo godo l'inseguimento. Dai che me lo godo. 12esimi. Wow. Io godo, io godo. 5 laps. Madonna, beh, un po' di distacco. Però diciamo di bambini speciali. Vai, fioi. Ultime gare per chiudere al meglio la prima stagione da rookie in World Cup. E andiamo. Abbiamo che bei soldini. Possiamo assolutamente portare a casa un bel miglioramento per la Season 5. Al momento rimaniamo 12esimi. Dai ragazzuoli, dai. Non siamo riusciti a prenderne nessuno. Che bello, che bello. Guarda, guarda, guarda come corrono. Guardali, 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 guardali. Per il momento stiamo tranquilli. Noi ci dobbiamo piazzare, raga. Guarda questi come pompano. 14esimi. Non una gran prova finora. Però è corta il tracciato. Forse posso pompare di più. Non proprio un inizio erotico. Vai. 18esimi. Stiamo sprofondando nel baratro. Vabbè. 18esimi, malissimo. Male, 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 signori. Male, male, male. Abbiamo perso 6 posizioni. Mamma mia. Total disaster per il Kumendon. Ho detto, noi siamo a fine stagione, un po' la stanchezza, un po' insomma gli obiettivi che ormai se ne sono andati belli come sei. Però dobbiamo spingere di più forse, perché mi pare veramente corta la gara svedese. Dai, 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 dai. Dovete fare qualche punto per la salvezza. Adesso abbiamo un obiettivo salvezza e basta, in tranquillata. Dai, fiori. Buono, buono, recuperiamo forse con un po' di position. Vai Comendone, vai Comendone! Vai Paolino! 13esimi, dai, meglio di niente. 13esima piazza per il talentissimo. Questa gara molto veloce qui in Svezia. Dobbiamo spingere di più però perché il tracciato è molto corto.
Perché avevamo già un distacco abissale, cazzo, ma... Un errore e già siamo presi malissimo. Eccoci qua. Dai, come spingi. Bisogna anche sperimentare, raga. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Lo siamo distanti, veramente. Dalle posizioni nobili. Abbastanza good, abbastanza good. Chiaramente. 12ª piazza. Recuperiamo qualcosina. Veramente tracciato velocissimo. Molto corto. Peccato per quell'errore potuto finire, non dico in top 5, ma top 10 sicuro. Siamo decimi. Bravo Kume, bravo Kume, bravo Kume, bravo Kume. Non è che la top 10 è possibile, se non sbagliamo all'ultimo poligono, assolutamente. Ok, siamo al final polig. E che le pulsazioni scendono. I big sono tutti là. Dai, va abbastanza bene, peccato che senza quell'errore potevamo far molto meglio. Nona posizione. Nona posizione, nona posizione. Deve essere bello finire noni. Sono bei punticini irridati, sono soldini. Purtroppo le Olimpiadi sono fra 4 anni, però d'altronde così. Dai che è andata, dai che è andata. Purtroppo perdo la nona posizione. Perché c'è già addirittura 11esimo. Peccato, vabbè. Va bene. Sono ancora troppo forti per noi, raga, questi. Ok, chiudiamo 3 gare e andiamo a vedere il total score. 24esimi, la salvezza è quasi raggiunta, dai. Scheda. Ultime 3 in Germania ad Oberhof Relay. Forse qua ci siamo in Relay. 0-5, 0-5, 0-5. Ok. Perfetto. Go. Vogliamo l'oro qua però, eh. Mi voglio ciucciare l'oro, signori. Start race. Parto io, perché sono il più scandaloso. Dai. Voglio l'oro, signori. Voglio l'oro. Ricordiamoci che abbiamo più colpi.
Se finiamo in posizioni importanti dopo Giacomel ce lo fa il miracolo. In questa staffetta. Vai, come noi stiamo tirando. No, ho sbagliato! Brutto errore, niente. Devo fare cappelle nella staffetta, non c'è niente da fare. La staffetta il cume deve cappellare. Guarda questo, guarda qua. Certo che è dura, raga, sti qua tirano veramente come dei fenomeni, Perché siamo già al poligono. Ed è consigliato di sparare veloci quando abbiamo la ricarica. Torniamo quasi terzi. Adesso sì, credo che sì. Vai. È proprio lento a ricaricare, ma va bene. Perdiamo un po' di posizioni, purtroppo. Sixth place. Dobbiamo dare tutto, cazzo. Dobbiamo portare i nostri compagni nella posizione migliore possibile. Dai, comandone, dai che stiamo tirando bene. Ok, quarta posizione vicino al podio. Dai che vogliamo l'oro, voglio l'oro, cazzo, lo pretendo. Devo fare una bella prestazione per i miei compagni. Secondo e ultimo poligono. Prima del change. Vai. Vai. Ci ha messo un po' di più. Ma ci siamo. Dai, chiediamo i no. Buono, buono. Sono contento perché siamo tutti vicini a circa. Forse l'oro un po' duro, ma già com'era tutto per recuperare. Il primo a 13 secondi di vantaggio norvegese. No, ma no, niente ciò. Nella staffetta devo beccare i muri. È proprio la classica costante comendiana. Però sono più forti, cioè li vedi proprio che hanno un ritmo indiavolato, rispetto a noi. Lo vedo abbastanza in fuga il primo, purtroppo. L'oro lo vedo difficile. Sono gli stacchi più ampi stavolta. Qua serve Giacomel. Chiudiamo quarti. Vai. Parte.
Dai ragazzi, dai ragazzi. Vai Zeni. Siamo indietro però, eh. Siamo indietro. La medaglia è a rischio a mio parere. Vai Zeni, spara bene Zeni. Doppio errore di Zeni. Ai ai ai, basta, finita, finita. Doppio errore di Zeni, settimo posto. Staffetta sta andando non male, di più. Peccato. Peggio di me Zeni, veramente. Crollo di Zeni. Ancora doppio errore di Zeni. Rotti i coglioni però Zeni. Mamma mia, oh, peggio di me ottavi. Addirittura ha fatto il vabbè, a cagare Zeni, guarda. Cioè, ma vaffanculo. Addirittura la penalità, Zeni, ma dai. Cioè, hai più colpi e vai addirittura in penalità. Ma sei proprio un minchione, cioè, detta proprio simpaticamente. Vergognoso Zeni. Vergognoso Zeni. Purtroppo speranza della medaglietta. In frantumi. Per colpa di Zeni che è un ridicolo. Ottavo di Debbie Onaz, ma ormai tutte le medaglie sono andate perché sono a fare errori di Zeni. Nessuno è coglione come Zeni purtroppo. Anche Bionaz errore, ma basta. Ma basta. Ottavo. Molto meglio il Kuma, cazzo. Proprio una staffetta orribilante. Niente, i nostri continuano a sbagliare. Proprio non c'è verso, non c'è verso. I primi comunque illegali, cioè. Tocca a Giacomel, ma non può fare nulla, poveretto. Può poco Giacomel. Può recuperare forse 2 posizioni, ma il nostro fenomeno. È anche veloce Giacomel, ma ormai. Ormai l'è andata. Le bella Xivati non. Però. Veramente Zeni e Vionaz hanno fatto una cosa ai limiti della vergogna. Settimo Giacomel e rimaniamo settimi. Staffetta veramente schifosa. I primi comunque hanno dominato in maniera devastante, Finisce qua. Brutta, brutta prestazione. Ultime 2 sprint e inseguimento. Aspettano questi gradi. Più 10, più 6. Nebbia. Nebbione tedesco. Vai. Dai che poi ci sistemiamo i parametri. Mamma mia. Vai. Vai comandone. Sotto una nebbia a dir poco devastante. Questa è una gara veramente per fenomeni. Non si vede nulla, fioi.
Non si vede una chip. 16esimi. Deve spingere Veneziano. È sempre la rottura di coglioni qua lui. Ma spostati! Mamma mia. Tutti delusi dalla staffetta italiana. 18esimi. Qualcuno mi ha consigliato di dovevo fare forse i campionati mondiali, gli Eurocup, ma sinceramente non avevo proprio lo stimolo mentale. Dopo la beffa olimpica. Niente, questo deve starmi in mezzo ai coglioni, cioè non c'è niente da fare. Non si vede nulla. Malissimo, malissimo. Errore fatale. Con la nebbia non è semplice, lo sappiamo. 19esimi. Probabilmente non mi qualifico neanche all'inseguimento. Al 99% finisce qua la stagione. Con l'ultima gara che non possiamo fare. Non la possiamo fare l'ultima. Non arrivo 20esimo. Neanche se vuoi arrivo 20esimo. Come sta dando veramente più del tutto, eh. Con la nebbia non è facile, lo sappiamo. Diciannovesimi sempre. Total disaster. Sta spingendo tanto, talentissimo. Per salvarsi, ma la posizione rimane sempre la stessa. Un fottutissimo 19esimo posto. Addirittura 21esimi. Siamo anche affaticati. Non si vede one cazzo. Vediamo se recupero qualcosa. 13esimi. Dai Kume, dai Kume. Che possiamo far bene. Possiamo ancora una minima chance di arrivare in top 20, ce l'abbiamo. Vai, spingi, 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 Kuma, spingi, spingi. Sempre 13esima piazza. Siamo partiti comunque indietro, che ne avevamo un buon riferimento. Sì, non incredibile, ma... la vedo comunque dura, sinceramente.
Come sta spingendo come un forsennato. Sempre 13esimi. Dopo quell'errore, senza l'errore eravamo tranquillamente in top. Vediamo come terminiamo questa gara. Tredicesimo ne mancano ancora, 14, 16, 15. Siamo là. 18. 20. Sì. Per pochissimo, ma ghiaffemo. Quindi chiudiamo con l'inseguimento. Ci sta. 24esimo posto, ampiamente, salvezza raggiunta in maniera impeccabile. Bravo Cube. Meno 16, meno 20 ancora nebbia. Chiudiamo la stagione, la quarta, la prima in World Cup. Noi che partiamo veramente tanto indietro. Primi 21. Penultimo parto. Partiamo penultimi. Anche voglio finire bene. Ce lo meritiamo un finale degno. Cioè, anche il 20esimo. Guarda come spinge anche il 20esimo. Boh. Fenomeni questi. Riesco neanche a recuperare la posizione sul numero 20. Ok, primo giro, adesso siamo pronti a sparare, ma abbiamo recuperato solo una posizione. No, anzi, neanche una. Siamo rimasti 20esimi. Ma porco Diaz! Mamma mia! Quanti errori. Chiudo male la stagione. No, sbaglio anche. Cervello staccato, raga, si vede. Ultima gara che si vede che come non ha più stimoli per questa stagione. Dobbiamo preparare alla grandissima la prossima. L'unica cosa che dobbiamo fare è preparare la grandissima la next season. Mi taglia la strada anche sto qua. World Cup, tosta tosta, Come sta spingendo il più possibile per finire in maniera dignitosa la season. Meno 20.
Altro errore. Tanti errori. Forse troppi. Anzi, sicuramente troppi. Sbagliano in tanti perché le condizioni climatiche sono veramente brutte, però... Ok, 17esimi. Senza quelle potevo recuperarne 3 o 4 di posizioni, vabbè. Tanto cambia poco, qualche soldino in più. Che non fa male, quello si è messo quello... Torniamo 18esimi. Non mi vuole tanto la sciata perché tantissimi sono più veloci di noi, Pronti al terzo poligono. Vai, andiamo a sparare. Scusa, perché? Ah, l'asso. Vabbè. Dai, non male, non male. Abbastanza veloci anche. 15esimi alla fine. Voglio chiudere comunque la stagione in maniera dignitosa. L'obiettivo, ragazzi, è uno solo. Per la fine arrivare a vincere più medaglie di tutti, più di tutto. Voglio diventare l'Hall of Famer del biathlon. Pronti all'ultimo poligono. Vai, pronti all'ultima poligonata della stagione. Va bene, va bene. Abbastanza rapidi anche. 11esimi, bello. Bravo, bravo. Mi sembra un bel modo di chiudere la season. E guarda questo, adesso fa il figo sto qua, che due maroni. Poi devo fare ste cappelle. Si vede che sono un po' già con la mente della next season. Ho vinto la classifica miglior giovane, l'unico, ma l'ho vinta. Ormai non prendo più l'11esimo.
No, le 2 posizioni ho perso, sono distrutto. Vabbè, così, dai, peccato. Va bene. Ok. Devo allenarmi bene. Ok. Season is over. Giacomel vince l'ennesimo cristallo. Sprint Giacomel. Inseguimento Giacomel. Mass start. Legrid. Individual Giacomel. Relay Italia Tours. Ok. Bei soldoni, 24esimi, pure 93, però molto più accurati rispetto al solito. Continuo. Perché non posso allenarmi, scusa. Devo perdere le gare per allenarmi. Ah no, non posso allenarmi perché non posso allenarmi adesso. Ma parole. Devo perdere le prime gare perché mi devo allenare per forza. Dio santo. Giacomel seconda Coppa di Cristallo. Giacomel 4 ori alle Olimpiadi. E anche Bionaz, bravo, bravo. Domina anche qua Giacomel. Domina anche qua. Domina in 51 vittorie. Incredibile. 2 stagioni senza senso per il signor Giacomel. Mamma mia. Non posso allenarmi. Ah no, ok, boh, perfetto. Allora. Forza, distanza. Io me ne sparerei. Uno qua. Che mi sono anche ho sprecato anche, vabbè, siamo perde. 3 punti sprecato. Ok. Perfetto. Poi ce ne ciucciamo 6 qua. Perfetto. Poi ce ne ciucciamo qua. Dappertutto praticamente. Godo, godo. Qua il salto di qualità c'è adesso, eh. Qua, e questo dobbiamo fare anche, non ricordarci. Buono, buono. Next season, signori, si ritirano Christian in parecchi. Vediamo se qualche nostro amico. No. E Veneziano 86, adesso è tra i big, signori. Adesso il Q è tra i big. Giacomella solo 90. Giacomella è in uno stato di grazia, il signor Giacomella. Qua abbiamo gente nuova, qualche italiano. Pio Sarto. Questo però non, questi cominciano ad essere forse dei giocatori rigenerati, credo, vediamo. Pio Sarto. Non credo. Pio Sarto non c'è, perfetto. Me lo so. Ok, dai, vogliamo italiani forti, eh. Poi qua abbiamo Veneziano, Bionaz, Giacomel. È arrivato qualcuno di famoso dei nostri? Vabbè, qua l'italiano abbiamo Leicht, Braunhofer, Flavio Gai, almeno c'è Flavio Gai. Poi non è crisi nera Flavio Gai. Qua di italiani abbiamo... no, 2. Cappellari e Pirscher, Pio Sarto e basta. Next. E adesso ragazzi il Cume veramente può spaccare i culetti un po' tanti. Alla scheda abbiamo, cominciamo con uno short individual a Doberov, ma poi abbiamo il campionato del mondo in Finlandia. Ok, perfetto. Siamo pronti ragazzi. Inizia la quinta stagione, 22 anni, meno 11, meno 15. Vai! No, per una volta che abbiamo i parametri al top, cominciamo a pensare all'attrezzatura proprio quella specifica. E alla fine quella invece solo estetica per gasarci. Beh, testiamo il veneziano adesso.
Vai Kume, i parametri ci sono adesso, eh. Vai. 5 giri per short individual, ma non mi pare tanto short. Boh, vabbè. Giacomel è il re indiscusso, però ci siamo anche noi adesso. Abbiamo fatto tanti e tanti soldoni. E qua voglio qualche podio, non uno, qualche podio, punto. Attenzione. Come si è allenato tantissimo. Hanno raccontato i giornalisti di Canal Cume. È proprio il canale ufficiale del Cume. Canal Cume. Sentite i boati, ragazzi. Comunque veneziano è un beniamino. Cioè siamo sprofondati al 13° posto. Va bene. Così. Ho sprintato un po' meno e subito crollo. E si parte Giacomello, un errore. Noi vogliamo Giacomel, comunque sarà dura spodestare Giacomel, mamma mia, un fenomeno. Molto good. Bravo Marecek, al comando c'è Marecek, oddio. Inizia l'eterna faida Kuma e Marecek. 11°. Undicesimi siamo. Adesso però i parametri ci sono, per fare cose egregie. Siamo i quinti dell'8 praticamente, come parametro. Veneziano vuole stupire Undo. Non devo stancarmi troppo. Ma poi alla fine i migliori parametri quelli sotto, ovviamente. Finisher, secondo... migliore dura... vabbè, stamina, cos'era? Non mi ricordo adesso. Sono concentrato, raga. Prima gara della Season 5. Davanti non sbaglia nessuno, Perché la proiezione ci dà comunque non benissimo, cioè non proprio in maniera incredibile, ma neanche malissimo. Non dobbiamo sbagliare, ovviamente. Doppio errore, mamma mia che botta al cuore, signori. Un doppio errore che proprio mi dimostra che ancora mi manca la freddezza. Ai ai ai, mamma mia che inizio di merda. Che inizio scandaloso di... 2 errori, ma proprio... Cioè, buttar via una gara così, cioè non è molto accettabile, onestamente, Kuma. Vabbè. Qui non ci qualifichiamo, perdiamo 2 punti.
Come infatti molto nervoso si vede, errore, doppio errore proprio vergognoso, dai, cioè. A sti livelli non puoi fare il doppio errore. Male, male, male. 22esimo, ma al 95% siamo fuori dalla top 21. Abbiamo ancora 2 colpi. Vediamo gli errori degli altri. Beh, tanti hanno sbagliato. Madonna. Tanti hanno avuto tanti errori comunque, eh. Sì. Non è un bel poligono, perché vedo tanti errori oggi. Dai. Qualcosa ho recuperato, che è stato anche veloce, però. Per me con 2 errori non arrivi mai in World Cup in top 21. Andiamo per l'ultimo poligonotto. Vediamo se la sciata mi dà qualcosa, però siamo anche stanchini, Consolazione che ho visto errori da parte di tanti atleti, quello sì. Non bastava farne uno con un errore che faceva, ma do. Due errori sono troppi, signori. Comunque lo vedo più veloce, però mi aspettavo qualcosa meglio con tutti i parametri migliorati, sinceramente. 20esimi. Ne mancano ancora tanti dopo di me. Ah, ma non ti qualifichi. Con 2 errori per me non ti qualifichi in top 20. Ok, ultimi colpi. Giacomello un errore, complimenti. Con 3 errori Bionaz è primo. Mi sembra un po' strano. Grande Italia comunque. Cioè solo io con 2 errori sono il migliore. Qualcosa non mi convince. Non capisco sinceramente. Almeno più. Vai, andiamo. Ah, un altro errore, un altro. Tra l'altro, 3 errori. 3 errori come Bionaz. Lui è primo, io 150esimo. Che bello, che bello. Ah, ok. Male, molto male. Una partenza proprio fastidiosa. Sono dentro per il momento, ma perché non ne mancano ancora una quindicina. Però 3 errori in individuale. Proprio dove non devo sbagliare. Che qua non ci sono i giri, qua c'è proprio la penalità di secondi. Cioè, proprio qua devo sbagliare, sono incoglionito. Quindi, quando uno è incoglionito, sbaglia dove non serve. Dove non deve sbagliare. 21esimo, è mollato come stanchissimo anche. Si sta provando il come con il cuore, ma.
Purtroppo il cuore non basta. Siamo finiti. Diciannovesimi, ma ne mancano troppi. Vabbè. Peccato. Eccoci qua, fuori da tutto. 25esimi. Giacomel comincia stranamente con una vittoria. Mamma mia, che fenomeno. Adesso se la prossima non sono qualificato. Ma sì. Ah. Perché è una sprint che manco male. Non è andata bene. Quanti gradi? Meno 16, meno 20. Dai, riscattiamoci qua. No, perché partiamo così? Che fastidio. Dai. Dai, Cuba. Devo portare la barra della stamina al minimo. Ok, subito partenza aggressiva. Il Cume vuole sparare 1000 cartucce. Un po' delusa la stampa italiana, non si aspettavano un Cume dopo tutto l'allenamento in estate molto più forte, invece nulla. 25esimo, partenza un po' handicap. Cioè, i parametri da medaglia ce l'ho perché sono quinto, qualcuno può sbagliare ogni tanto. Sono quinto come ranking. Cioè come score, scusate. Di abilità. Quarto. Mi sta piacendo molto sto inizio. Ok, siamo al primo poligono. Vediamo cosa combiniamo. Buoni i primi. Dai. Non riesco a stare davanti neanche adesso, non sto neanche davanti a Bright, però è ben che mi spara perché. Io non sparo il poligono, sparo a me stesso. Dai, fio, dai! Devi spingere di più il talentissimo, però. Mi aspettavo un Cume con delle prestazioni più importanti per adesso, eh. Terzo posto. Terzo posto, guarda, no, veramente c'è. E questo? Non riesco a sprecare la barra di più. Secondo a 5 secondi. Mi aspettavo molto di meglio, era, mamma mia. E siamo anche molto stanchi.
Nonostante un battito un po' così. Eppure siamo a 8 secondi. Alright, è il nuovo fenomeno del biathlon mondiale. Situazione grottesca, situazione grottesca. Guarda Wright, mi dà via merda Wright, eh. Ho troppa barra, ma io me la sto spingendo, raga, non giù, cioè. Come spingi un po', come spingi un po'. Ma non basta. 11 fottutissimi secondi. Dal signor Wright. Non mi capacito di Wright così forte. Sì, Wright show ragazzi. Wright show. Vediamo dove finiamo. Da fuori dal podio ovviamente. Quindi, beh, però... Settimo. Dai, top 10. Top 17 secondi. Non male, non male. Vince Malecek, mamma mia. Che brutta cosa. Raga, finiamo qua. Dai, non male. Abbiamo dei parametri importanti. Adesso possiamo... Con ottime cose, qualche podio lo possiamo fare, secondo me. Siamo 1, 2, 3, 4, 5... La settima forza, in realtà. Però sesta, praticamente. Siamo vicini. Dai, fiori, che possiamo portare a casa. Un po' di medaglie. Raga, un saluto da Kumando. Ve ne siamo. Ciao!